Buongiorno, alleluia. Mandate grida di gioia al Signore, dice il Salmo 100. Mandate grida di gioia al Signore, diciamo noi, perché il Signore ne è degno. Tu sei degno, Signore, preghiamo, tu sei degno, Signore, di ricevere la nostra lode. Tu solo sei degno di ricevere il nostro grido di allegrezza. E lo facciamo subito con un canto che ha proprio questo titolo: Tu sei degno, è il numero 119, perché tu sei degno, perché tu sei l'agnello immolato affinché il perdono dei peccati ci fosse su tutti quelli che accettano la tua salvezza. Tu sei degno, Signore. È il canto numero 119. Facciamolo in piedi perché sia proprio un'introduzione al nostro senso di partecipazione a questo culto di gioia e soprattutto di adorazione. Tu sei degno, Signore. Lodi a redere, tutto tu sei per me ed io ti adoro. Meraviglioso, sorprendente è il nome di Gesù, il pane della vita e l'acqua che disseta, un mistero sei per me. Santo, santo, santo è Dio l'Onnipotente, che era e sempre sarà. Tutto il mondo canta, lodi a redere, tutto tu sei per me ed io ti adoro. Santo, santo. Santo, santo, santo è Dio l'Onnipotente, che era e sempre sarà. Tutto il mondo canta, lodi a redere, tutto tu sei per me ed io ti adoro. Rimaniamo ancora un momento in piedi e preghiamo. Santo, 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 tutto tu sei per me, Signore. È davvero non un canto questo, non un modo di dire, ma noi te lo diciamo dal nostro cuore, Signore. Santo, 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 tutto sei per me, tutto sei per noi, Signore. Senza di te che cosa potremmo fare se non nulla? E noi ti adoriamo, Signore. Ti adoriamo ogni giorno, Signore. Non soltanto questo primo giorno della settimana, Signore, ma ti adoriamo ogni giorno, perché tutto sei, Signore. Sia benedetto il tuo nome, Signore. Tutto il mondo oggi canta le tue lodi, Signore. Ti preghiamo per coloro che non possono farlo o che devono farlo in segreto, Signore. Signore, sia lodato il tuo nome, sia lodato il tuo nome, benedici ognuno di noi, Signore, perché questo culto ti sia gradito, benedici anche quelli che ci ascoltano attraverso questo strumento online, Signore. Sia benedetto il tuo nome in tutto il mondo, in tutti i
popoli del mondo sia benedetto il tuo nome, Signore. Aspettiamo il tuo ritorno per poterti dire a gran voce: Santo, 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 ancora una volta con maggior vigore, Signore, sia benedetto il tuo nome. Amen. Amen, grazie, accomodatevi. Voglio proporvi un salmo che è sempre collegato con quello che è il nostro cantare, il nostro pregare. È il Salmo 100. Mandate grida di gioia al Signore, abitanti di tutta la terra, servite il Signore con letizia, presentatevi gioiosi a Lui, riconoscete che il Signore è Dio, è Lui che ci ha fatti e noi siamo Suoi, siamo suo popolo e gregge di cui Egli ha cura. Entrate nelle sue porte con ringraziamento, nei suoi cortili con lode, celebratelo, benedite il suo nome, benedetto il tuo nome, Signore, perché il Signore è buono, la sua bontà dura in eterno e la sua fedeltà per ogni generazione. Il Salmo 100 ci invita a gridare al Signore. Qualche volta si grida al Signore per rabbia, qualche volta si grida al Signore per successi del mondo sportivo. Noi siamo invitati a gridare al Signore dal profondo del nostro cuore con una forte sensibilità interiore. Ognuno di noi gridi fortemente dentro di sé questa mattina al Signore. Gridi di gioia, entusiasmo, vittoria, la vittoria di Cristo alla fine dei secoli, la certezza del risultato e la definitività del risultato. E allora io ti chiedo se questa settimana hai vinto qualcosa, se sei riuscito a fare qualche vittoria. Allora se sei riuscito a raggiungere qualche obiettivo, se hai qualche vittoria, consegnala al Signore, digli: gloria a te, oh Signore, io grido di gioia per questa vittoria che ho ottenuto. Abitanti di tutta la terra, voi che abitate tutta la terra, in tutti i paesi del mondo, sì, gridi al Signore. Il Vangelo è per tutti e la cosa più incredibile è che il salmista che scrive queste cose non lo sa, perché il salmista sa che questo è destinato al popolo di Israele, però il salmista ha già una visione profetica, vedete? Lui non lo sa, però lo sa, c'è questa tensione, no? Tra il sapere e non sapere, che un giorno gli abitanti di tutta la terra grideranno al Signore, e oggi gli abitanti di tutta la terra possono gridare al Signore. La parola è per tutti. Mi ha sollecitato, mi ha colpito anche questa voce verbale: presentatevi gioiosi a Lui. Più volte abbiamo richiamato tutti noi sul senso di essere gioiosi di fronte all'Eterno, ma qui c'è una parola nuova, c'è una voce verbale nuova che abbiamo trovato, cioè non l'abbiamo trovata perché l'abbiamo vista altre volte nella parola, però questa mattina ci possiamo riflettere sopra. Presentatevi e siate presenti, siate estremamente attenti. Qualche volta io parlo per me, sono arrivato al culto anche con un certo atteggiamento di abitudine. È vero che c'è successo, è scappato di essere abitudinari, lo facciamo, abbiamo piacere di farlo, però questo presentatevi ci invita ad essere veramente presenti, a metterci sull'attenti, come direbbero nel mondo militare, di fronte a Gesù Cristo, di fronte al Signore. E allora presentiamoci di fronte a Lui con anche questo canto che richiama che tutti gli abitanti della terra possono gioire nel Signore. Voi tutti abitanti della terra, giubilate nel Signore, presentatevi giubilanti, al canto numero 21, voi tutti abitanti della terra. E noi siamo una piccola rappresentanza di tutti gli abitanti della terra, perché io vedo qui cittadini della Romania, cittadini della Spagna, cittadini italiani e di altre nazioni anche che sono vissuti in altre nazioni e che sono tornati, e quindi
veramente abitanti di tutta la terra. Amen. sue porte con ringraziamento e con lode. Lodate e benedite il nome del Signore. Voi tutti gli abitanti della terra, giubilate nel Signore, giubilate nel Signore. Voi che amate il Signore, odiate il male, camminate nel bene e nella verità, e nella verità. Dio vi amerà. La luce risplende nel giusto, la gioia in quelli che son puri di cuore, la pace nel Signore, la pace nel Signore, la pace nel Signore. E rimangono fuori, ma non soltanto per questa mattina, per sempre, tutte le cose che possono considerare la vita un'amarezza, un dolore. Rimangono fuori tutti i rancori, non solo da questa sala questa mattina, ma per sempre. La gioia ci accompagni. E sentite quello che abbiamo cantato, appunto: entrate nelle sue porte con ringraziamento e nei suoi cortili con lode. Si tratta di entrare nel Tempio ringraziando Dio, si tratta di entrare nel Tempio, stiamo entrando sempre, siamo in cammino per questo Tempio definitivo, ma siamo già nel Tempio e stiamo entrando con lode, e allora lo celebriamo e benediciamo il suo nome, diciamo: benedetto sia il nome tuo, Signore. Diciamolo insieme: benedetto sia il nome tuo, Signore. E dopo la gioia, il servizio, perché appunto entrate nelle sue porte con ringraziamento e nei suoi cortili con lode, si dice: celebratelo, benedite il suo nome, riconoscete il suo ruolo, lui che ci ha fatti, noi appartiamo a lui, noi siamo il suo popolo, il suo gregge, noi siamo coloro che riconoscono la sua bontà. Si entri dunque con ringraziamento e con lode, si celebri il Signore, si benedica Lui, perché noi possiamo benedirlo. Se noi chiediamo al Signore le benedizioni, facciamo una preghiera giusta, ma noi possiamo anche e dobbiamo anche benedirlo, diciamogli anche: benedetto il Signore, spesso nella nostra vita, non soltanto: Signore, benedici la mia vita, aiutami a superare questa difficoltà, questa criticità, ma anche proprio la
benedizione rivolta a Lui. Perché benedirlo? Perché è buono, perché ha una bontà eterna la sua, perché ha una fedeltà trasmessa. Allora, benedite il nome del Signore, benedetto il nome. È il numero 110 dei nostri canti, che è un'altra preghiera. Benedetto il nome, 110. Signore, sia benedetto. Siamo richiamati a dire lode al nome tuo, che la tua benignità scorre abbondante su di me. Lode al nome tuo quando la tua benignità scorre abbondante su di me. Lode al nome tuo. Lode al nome tuo nella terra più arida, dove tutto sembra immobile. Lode al nome tuo. Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo, e quando scenderà la notte sarò ancora lì. Benedetto il nome del Signore, lode al nome tuo. Benedetto il nome del Signore, il glorioso nome di Gesù. Lode al nome tuo quando il sole splende su di me, tutto sembra incantevole. Lode al nome tuo. Lode al nome tuo quando vengo davanti a te con il cuore triste e fragile. Lode al nome tuo. Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo, e quando scenderà la notte sarò ancora lì. Benedetto il nome del Signore, lode al nome tuo. Benedetto il nome del Signore, il glorioso nome di Gesù. Benedetto il nome del Signore, lode al nome suo. Benedetto il nome del Signore, il glorioso nome di Gesù. Tu doni e porti via, tu doni e porti via, per sempre sceglierò di benedire te. Tu doni e porti via, tu doni e porti via, per sempre sceglierò di benedire te. Benedetto il nome del Signore, lode al nome suo. Benedetto il nome del Signore, il glorioso nome di Gesù. Benedetto il nome del Signore, lode al nome tuo. Benedetto il nome del Signore, il glorioso nome di Gesù. Accomodatevi e benediciamo come assemblea il nome del Signore. Diciamo lode al nome tuo con le nostre parole, con la diversità delle nostre sensibilità. Prego, a voi la parola. Lode a te, Signore. Grazie Signore perché sei buono, perché la tua benignità dura in eterno, Signore. Voglio mandare grida a te di gioia, Signore, perché sono figlia tua. Questa è la mia gioia più grande. Amen. Amen. Ti lodo, Signore, per l'opportunità che tu ci offri di vedere quando tu sei all'opera nei cuori. Grazie, Signore, che tu metti in
Così avvenuto. Signore, anch'io ti voglio lodare, Signore, perché è giusto così, Signore. Tu un giorno mi hai scelto, Signore, mi hai aiutato a diventare una persona nuova, Padre Santo. Ti ringrazio perché hai pulito il mio cuore, hai pulito la mia mente. Tuttavia io ti devo chiedere perdono perché comunque la mia mente continua a volere sempre di più. Non capisco cosa devo fare. Da solo è impossibile, quindi Signore devo continuare a ripregare con te, a chiederti perdono e a chiederti aiuto, Signore. Io desidero con tutto il mio cuore essere tu in tutto per tutto, che la mia mente abbia solo te in testa, Signore. Non voglio altre cose, tuttavia continua, il mondo è forte, il tuo cuore è di vita, Signore. Hai dimostrato dandoti il tuo amore in versione fisica, hai voluto addirittura sacrificarti. Quanto amore tu hai dato a tutti noi, Signore, quanto amore continui a darci. Staci vicino a quello che continui a fare. Noi, Signore mio, ti dobbiamo sempre lodare e ringraziare. Nel nome tuo benedetto, amen. Sia lode il tuo nome, Signore. Grazie. Lode il nome tuo, Signore. Seigneur, merci pour la grâce de ma vie. Merci pour cette église. Merci pour la communauté dans laquelle tu me mets. La communauté à laquelle tu m'as confié ici en Italie, en Uruguay. Je te rends toute la gloire pour tes bontés. Tu m'as gardé durant toute cette période de Covid. Tu m'as protégé. Tu as permis que ta foi encore dans ma vie puisse augmenter. Je viens encore élever ton nom et dire merci. Je bénis ton nom pour cette communauté, pour toutes les personnes de cette communauté. Toi encore, tu utilises encore cette communauté pour étendre encore ton évangile partout dans le monde. Je bénis encore ton nom pour tout ce que tu as fait pour nous. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Lode il nome tuo, Signore. Voi tutti gli abitanti della terra, Signore. Che benedizione questa pluralità che abbiamo visto al principio quando tu hai deciso di fare l'uomo o la donna a tua immagine. Questa pluralità ecclesiale, questa diversità. Grazie anche per Kevin che è con noi oggi, partecipa con noi Grazie perché. a questo culto di adorazione. Benedici la sua vita. Vittorio diceva di benedire, sì, vogliamo benedire te, vogliamo benedire anche i nostri fratelli, le nostre sorelle.
perché tu li hai fatti partecipi della tua grazia, Signore. Chi eravamo per ricevere questa benedizione, questa grazia, eppure siamo qui a narrare, a raccontare le nostre vite, a anche umiliarci davanti a te quando cadiamo, quando pecchiamo contro di te, Signore, ma troviamo anche la forza della riconciliazione nel perdono del Signore Gesù. Questa mattina vogliamo vivere questo momento nella gioia, Signore, ma anche nella consapevolezza di chi siamo in te. Benedici questa giornata che consacriamo a te, di riposo, Signore, nel quale mangeremo un pasto in comune, canteremo le lodi, avremo un momento di incontro ecclesiale, che tutto sia la tua gloria, Signore, nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù, Signore. Benlode al nome tuo. Sì, Signore, anch'io ti benedico questa mattina, Signore. Grazie che tu ci hai già benedetti alzandoci questa mattina, Signore, aprendo i nostri occhi, Signore. È tutta una grazia quello che noi riceviamo. Ti lodo e ti glorifico, Signore, perché tu sei il veritiero, il verace. Tu sei colui, Signore, che conosce i nostri nomi. Tu sei colui che ci conosce nel più profondo. Quanta meraviglia, Signore, in tutta tua conoscenza. Tu conosci ogni pensiero, perfino i nostri capelli sono contati, Signore. Nulla sfugge al tuo controllo. E ti ringraziamo per questa mattina, Signore, perché stai passeggiando in mezzo al tuo popolo, Signore. Ti stai manifestando, Signore, attraverso diverse parole, diversi canti, Signore, che hanno rallegrato il nostro cuore. Grazie, Padre, che questo culto ti sia gradito e sia un profumo per te, Signore. A te va la lode e il ringraziamento per Cristo Gesù. Amen. Ode il nome tuo, Signore. Volevo invitare tutti voi insieme a me a pregare il Signore attraverso la lettura di questo passo, che chiedo anche ai ragazzi di aiutare. È il Salmo 103. Ho scelto questo Salmo stamattina per lodare il Signore, per l'importanza di ricordare tutto quello che il Signore ci dà ogni giorno. Quando noi ricordiamo ciò che riceviamo, ne siamo incoraggiati, riceviamo forza, riceviamo sicurezza e per ultimo, non meno importante, riceviamo anche un'identità precisa di chi siamo per la grazia di Dio che ci dona tutte queste grazie. Il Salmo è il 103. Aspetto così lo leggiamo insieme, perché insieme vogliamo ricordare ciò che il Signore ha fatto per noi e ringraziarlo per tutto quello che Lui ci ha dato e ci dà ogni giorno. Benedici, anima mia, l'Eterno, e tutto quello che in me benedica il suo santo nome. Benedici, anima mia, l'Eterno, e non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Egli perdona tutte le tue iniquità e guarisce tutte le tue infermità. Riscatta la tua vita dalla distruzione e ti corona di benignità e di compassione. Egli sazia di bene la tua bocca e ti fa ringiovanire come l'aquila. L'Eterno fa giustizia e difende tutti quelli che sono oppressi. Egli ha fatto conoscere a Mosè le sue vie e ai figli di Israele le sue opere. L'Eterno è pietoso e clemente, lento all'ira e di grande benignità. Egli non contende l'Eterno e non serba l'ira per sempre. Egli non ci tratta come ci meritiamo. Egli non ci tratta come meritiamo i nostri peccati e non ci retribuisce secondo le nostre iniquità. Poiché quanto sono alti i cieli al di sopra della terra, tanto è grande la sua benignità verso quelli che lo temono. Quanto è lontano il levante dal ponente,
tanto Egli ha allontanato da noi le nostre colpe. Come un padre è pietoso verso i suoi figli, così è pietoso l'Eterno verso quelli che lo temono. Perché Egli conosce la nostra natura e si ricorda che siamo polvere. I giorni dell'uomo sono come l'erba. Egli fiorisce come il fiore del campo. Se il vento gli passa sopra, egli non è più e il suo luogo non lo si riconosce più. Ma la benignità dell'Eterno dura eternità in eternità, per quelli che lo temono, e la sua giustizia per i figli di Israele e per anche noi. Per quelli che osservano il suo patto e si ricordano dei suoi comandamenti per metterli in pratica. L'Eterno ha stabilito il suo trono nei cieli e il suo regno domina su tutto. Benedite l'Eterno, voi suoi angeli potenti e forti, che fate ciò che egli dice, ubbidendo alla voce della sua parola. Benedite l'Eterno, voi tutti eserciti suoi, voi suoi ministri, che fate la sua volontà. Benedite l'Eterno, voi tutte le sue opere, in tutti i luoghi del suo dominio. Anima mia, benedici l'Eterno. Il Signore ci benedica. Benedita. Benedetto il nome del Signore. Abbiamo detto, tu sia benedetto Eterno, abbiamo detto benedici Eterno, e adesso possiamo ancora una volta scoprire la grandezza di Dio. Con questo canto Dio grande, che è il numero 113, Dio è grande perché ci ha indotti a comprendere ancora una volta che noi possiamo benedire il suo nome, che noi possiamo chiedere a Lui benedizioni. Questo Dio grande è un Dio potente che va celebrato, anche magari alzandoci in piedi con questo canto, il 113. Dio grande. Lode a te, oh Signore.
Amen. E adesso sentiamo che cosa il Dio, grande Dio, ha messo nel cuore del suo dottore Gaetano di Francia, che verrà a portarci il messaggio. Dio, grande Dio, lode a lui. Gaetano, ti prego. Il dottore lo mandiamo a passeggiare, ok? Bene. È vero? Grazie di essere con voi, stavolta non tocco il microfono, va bene? Cioè se ero già tentato avevo già le mani addosso. Comunque, buongiorno. Che la pace del Signore possa veramente fluire dentro di voi, perché il concetto di Shalom è stare bene, essere a proprio agio. E non c'è di meglio di poter desiderare per noi di essere a proprio agio dove ci troviamo. Perché poi questa pace supera ogni intelligenza. Detta in parole gaetaniane, questa pace fa svenire il cervello, perché non ci capiamo fino in fondo, ma c'è, e l'importante è che c'è e che ci accompagna sempre nella nostra vita. Di solito parlo a tutti, ma questa volta voglio parlare particolarmente a tutti, quindi nessuno escluso. Mi riferisco anche al team tecnico, perché è una rappresentanza di vita molto giovane, quindi potenziale enorme davanti a loro. Abbiamo sempre 4 domande fondamentali della persona: da dove vengo, chi sono, e poco fa Angela diceva sì, il Signore ci dà identità, meno male, che se no saremmo persi, perché faccio quello che faccio e dove vado. Questi sono i 4 quesiti fondamentali di tutta la filosofia, e che ogni religione e ogni persona deve preoccuparsi di rispondere. Se non risponde a queste domande è sospeso da qualche parte, gli manca un pezzo, gli mancano delle risposte, ha bisogno di trovarle. E la nostra vita è molto condizionata o orientata dalla ricerca di queste domande. La vita terrena di tutti noi è come una candela che dura per un certo tempo e poi finisce se è accesa. La candela non si consuma solo se è spenta, primo, oppure se non è mai accesa. Allora può essere un buon, come si chiama, quello soprammobile, ecco, mi prendeva la parola, bello, anche profumato, anche i morti profumano, cioè un po' forte, un po' pesante, però profumano pure i morti, ma non si consuma. La vita di ognuno di noi si consuma, cioè dal primo giorno di esistenza ti manca un giorno, a me ne mancano parecchio, ci abbiamo fatto un pezzo, e la vita si consuma che la spendiamo bene o che la spendiamo male. Bisogna essere intelligenti, abbiamo il cervello e lo dobbiamo usare. In Giobbe 28:28, facile da ricordare, dice che il timore dell'Eterno è il principio della sapienza, e sfuggire al male, questa è intelligenza. Il Signore ha previsto che noi usiamo l'intelligenza che ci ha dato, se no, cioè, come dicono i napoletani, la testa serve soltanto per dividere le orecchie, e non è un grande compito, cioè la testa ci è stata data perché noi abbiamo bisogno di usarla per trovare queste risposte, per sapere dove stiamo andando con la nostra vita. E vi propongo un testo è quello che Gesù ha detto come insegnamento di base, di cercare il regno di Dio, e le altre cose vengono aggiunte. Perché cercare il regno di Dio? Perché diventa un obiettivo a lungo termine che ci dà la direzione affinché noi poi sappiamo situare la nostra vita. E su questo tema che noi affronteremo adesso, un discorso su un personaggio che conoscete tutti. Non so quanto pensate al giovane ricco che immagine avete nella vostra testa.
Non so cosa vi hanno detto di questo qua. Io penso di fare un passo laterale, di riflettere sul testo in modo che posso darvi degli spunti diversi di riflessione. Se mandi la diapositiva dirò come funzionerò stamattina. Il racconto del giovane ricco è praticamente raccontato su 3 Vangeli, io ce l'ho qua, su 3 Vangeli, Matteo, Marco e Luca. E come vedete a colpo d'occhio, questa è una mia nota personale, non c'entra col testo della Bibbia, quindi come vedete a colpo d'occhio Marco è quello che ha scritto di più, ci dà più notizie. Quindi seguirò la lettura di Marco e mi appoggerò anche alla lettura degli altri testi, quindi per completare la riflessione. Ogni tanto quando leggete la Bibbia fate questo, specialmente col computer è molto facile da fare. In altre lingue esistono delle sinossi già preparate, io l'ho dovuta costruire tutta e tradurre tutta, ma ce l'ho solo io, quindi per niente, poi ve la mando, basta chiederla. Ma perché si completa la visione di un racconto. Qualsiasi fatto raccontato da un testimone, quello è, punto. Ma se tu hai altri 2 testimoni, specialmente se i racconti non sono uguali, hai bisogno di connetterli e di trovare la realtà di quel fatto completandolo delle altre prospettive. Quindi è quello che cercherò di fare oggi. Quindi leggerò il testo di Marco, ma già vi dico fin da adesso che mi appoggerò sulla lettura degli altri testi. Quindi leggiamo da Marco 10, versetto 17. Dov'è che siamo nella vita di Gesù? Nella vita di Gesù siamo alla fine del ministero in Galilea e comincia ad andare verso di Gerusalemme, e da qui in poi ci sarà anche l'ultima parte della vita di Cristo. Quindi leggiamo. Mentre Gesù usciva per la via, un tale accorse e inginocchiatosi davanti a lui gli domandò: Maestro buono, che devo fare per ereditare la vita eterna? E Gesù gli disse: perché mi chiami buono? Nessuno è buono, tranne uno solo, cioè Dio. Tu sai i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare nessuno, onora tuo padre e tua madre. Ed egli rispose: Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia gioventù. Gesù, guardatolo, l'amò. E gli disse: una cosa ti manca. Vai, vendi tutto ciò che hai e darò ai poveri, e avrai un tesoro nel cielo, e poi vieni e seguimi. Ma egli era attristato da quella parola, se ne andò dolente, perché aveva molti beni. Gesù, guardatosi attorno, disse ai suoi discepoli: quanto difficilmente coloro che hanno delle ricchezze entreranno nel regno di Dio. E qua ci sentiamo tutti poveri in un solo colpo, tutti. Nessuno di noi è ricco. Scusate, la devo dire. Quando leggiamo questo noi automaticamente siamo tutti poveri, specialmente se siamo evangelici. Quindi riprendi il versetto 23. Gesù, guardandosi attorno, disse a tutti i discepoli: quanto difficilmente coloro che hanno delle ricchezze entreranno nel regno di Dio. I discepoli si stupirono di queste sue parole e Gesù replicò loro: figlioli, quanto è difficile per quelli che confidano nelle ricchezze entrare nel regno di Dio. Il testo integrale dice: quanto è difficile entrare nel regno di Dio. È più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio. Ed essi, sempre più stupiti, dicevano tra di loro: chi dunque può essere salvato? Gesù fissò lo sguardo su di loro e disse: agli uomini è impossibile, ma non a Dio, perché ogni cosa è possibile a Dio.
Gesù deve insistere ad attirare la loro attenzione con lo sguardo, a questo tocco con lo sguardo, ed è fondamentale questo. E un po' gli abbiamo detto ai nostri figli: guardami negli occhi, guardami in faccia quando parlo con te. Ecco, è più o meno la stessa cosa. Il Signore quando parla e afferma queste cose che sono molto sconvolgenti, non ha fretta di dirle. Tocca i suoi discepoli con lo sguardo. Noi abbiamo bisogno dello sguardo che ci porta, ci comunica tutto l'essere, che è diciamo un unico messaggio, detto in altre parole il metamessaggio del messaggio stesso. È come se noi abbiamo fatto la pasta e la mettiamo nei piatti, insomma, almeno un po' di olio, dai. Ecco. Lo sguardo è l'olio, lo sguardo è chi ti dà tutto ciò che manca a una pasta ben cotta, bollita, tirata dalla pentola, messa nei piatti. Sicuramente è buona, sicuramente è essenziale, sicuramente è il pasto. Ma che cos'è un pasto di solo pasta bollita? Cotta bene sicuramente, sciurnata, come si dice, tirata fuori dall'acqua, sì, vabbè. Presa, ma avete capito, al momento giusto. Sì. Poi si mette il resto e cominciamo a fare... Ecco. Questo sguardo del Signore, questo tocco, è tutto ciò che fa la differenza nel messaggio stesso. Bene, torniamo un po' indietro. Adesso ci spulciamo questo testo. Io, come vi ripeto, ho le mie 3 colonnette, quello che hanno fatto loro non si può leggere, quindi seguitemi, se avete la Bibbia la potete aprire, mi seguite. Chi è questo uno di noi? Perché dico questo uno di noi? Perché soltanto in Marco, a metà del testo, si evince che è giovane, ma dai testi si inizia Matteo dicendo un tale si avvicinò. Quindi un tale non è né un bambino né un giovane in quanto categorie, ma è una persona. Lo stesso dice anche Marco, e addirittura Luca ci aiuta a capire, perché dice uno dei capi lo interrogò. Quindi non è un ragazzotto, che noi quando leggiamo questo testo pensiamo a qualcuno più o meno di 16-17 anni, di 22 se proprio siamo abbondanti. No, qua stiamo parlando di uno che almeno ha 33 anni, di uno che è maturo, di uno che è giovane, di uno che forse è nella crisi di metà della vita, perché la domanda che fa è una domanda tipica di crisi di metà della vita. Quindi ai nostri giorni avrebbe una 40ina di anni. Ed è interessante che stiamo parlando di uno. Quando dice un tale, dice uno, si presenta uno. Uno che è ben identificato, ma è uno di noi. Per questo è importante sentirci coinvolti dalla parola. E chi è questo uno? Questo uno è uno che per parlare con Gesù si mette a rischio di vita. Non so se ci avete mai notato. Perché, mi allontano io dal microfono, ti puoi alzare, facciamo finta che è Gesù lui. Bella maglietta per essere Gesù. No? Allora, lui è Gesù, e cosa fa questo? Questo va da Gesù e si inginocchia. Maestro buono, che devo fare per ereditare la vita eterna? Una bella faccia di signora che c'è. E Gesù gli dice: uno solo è buono, Dio. Cioè Gesù gli sta dicendo: l'atto che stai facendo è un atto che sta riconoscendo la mia deità. E fare un atto di questo genere tra i giudei significa rischiare la pelle, perché nessuno si poteva dire Dio, perché c'è l'unico e vero Dio. Ascolta Israele,
L'Eterno è l'unico Dio e non avrai altri Dii fuori di me. Quindi un essere umano che va a riconoscere la deità visibilmente da un altro essere umano non è che è visto di buon occhio, almeno, cioè vogliamo essere concreti. Questa è una domanda talmente importante che lo porta con realtà a fare un gesto degno della persona che ha davanti, cioè Gesù. E difatti, maestro buono, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? E lui dice, perché mi chiami buono? Come mai mi chiami buono? Nessuno è buono, tranne uno solo, cioè Dio. Gli sta dicendo, guarda che tu mi stai chiamando Dio. Ma non è che dice, hai bevuto stamattina, ti è andata male, cosa hai fatto stamattina? No. Gesù lascia lì questa affermazione, perché l'affermazione è verità. Complimenti perché mi stai prendendo per la persona che sono, cioè Dio. Quindi non è un ragazzotto così fuori di testa, tanto per 17-22 anni, che ha 10 euro in tasca, non sa come spenderli, avaro, non è questo. Stiamo parlando di uno che è una persona di grande qualità, e la grande qualità si vede sia dalla sua domanda, perché è una domanda che rispecchia la creazione che il Signore ha fatto di noi. Dice in Ecclesiaste 3:11, ha persino messo il pensiero dell'eternità per poter conoscere Dio. È uno che sta ascoltando profondamente chi è, e perché dentro di noi il Signore ha messo l'imprinting, cioè proprio Sì, ha messo quello lì, ha messo questo pensiero, dentro di noi dentro il nostro cervello c'è un posto per la relazione trascendentale. E questo l'ha messo il Creatore, e questo ci porta a Dio. Tranquilli, tutti gli esseri umani hanno lo stesso problema, trovare il Signore. A noi testimoniare, affinché testimoniamo chi è l'unico e vero Dio. Chi vi ha portato al Signore è il Signore stesso, ma avete dovuto vedere attraverso altre persone questo Dio che è l'unico e vero Dio. E lui gli chiede cosa deve fare per ereditare la vita eterna, quindi si rende conto che nonostante le ricchezze non la può comprare, e Gesù gli dice, beh ragazzo mio, tu i comandamenti li sai? E gli fa un bel elenco. Però sono citati 6 comandamenti, 1, 2, 3, 4, 5 comandamenti, ma in 2 comandamenti ci sono delle estensioni che non si trovano né in Esodo né nemmeno nel Deuteronomio, ma sono delle estensioni che si trovano invece in Levitico 19 dai versetti 16 a 18, solo che Marco ne prende in considerazione un'estensione e Matteo ne prende un'altra. E sono importanti queste estensioni perché noi siamo furbetti e vogliamo sempre trovare una scappatoia, e nel corso dello sviluppo della rivelazione dell'Antico Testamento vengono ammesse delle estensioni, se possiamo chiamarle così, delle precisazioni affinché la vita sociale sia benedetta dalla giustizia di Dio. Per esempio Matteo aggiunge: onora tuo padre e tua madre e ama il tuo prossimo come te stesso. E contrariamente a quello che si fa di solito, che noi diciamo ama il tuo prossimo e poi non si sa per quale miracolo, per quale sventura si dimenticano sempre la seconda parte dei versetti, questo versetto significa che noi siamo il centro del paradigma di relazione per gli altri. Ama gli altri come sai amare te stesso. Noi di solito spingiamo al contrario, ama gli altri e nega te stesso. Ama gli altri e non amare te stesso. Diciamo spicciolo così.
ama gli altri nella misura e come sai amare te. Perché se non so amare me, non so amare gli altri, tranquilli. Ma non l'ho inventata io questa parola, è già scritta nel Levitico, quindi pigliatevela col Signore, io non c'entro. E l'altra estensione invece è sul comandamento di non dire falsa testimonianza, e viene aggiunto non frodare nessuno, perché vero è che io non dico una falsa testimonianza, ma oggi c'è il delitto di omissione e parte da qui. Non frodare nessuno, perché uno dice vabbè, come qualcuno della niente so, niente vedo, niente sento, e il male avanza. Qua c'è un richiamo, un approfondimento nel tenere in considerazione che nella nostra etica deve essere un'etica che non deve portare frode a nessuno. Frode significa rubare a qualcuno, ma non soltanto di soldi, la frode è a tutti i livelli. Quindi quello che possiamo vedere è che riconosce la deità di Cristo, rischia la pelle perché riconosce Gesù come Dio. Gesù cita i comandamenti più le estinzioni e le applicazioni, come ho detto, e dalla risposta di questo uomo, di questo tale, di questo uno come noi, di questo che non è un patriarca, non è un vecchio, ma è un giovane, come siete voi, allora si evince che è uno che non soltanto conosce le 10 parole, cioè i 10 comandamenti, ma conosce anche di più, è uno che conosce le scritture approfonditamente, quindi non è una persona chi che sia. Possiamo dire dal punto di vista etico e morale è di buona famiglia, ha una religiosità vera e praticante, perché il papà si è preoccupato di insegnargli i 10 comandamenti, di insegnargli la Torah, cioè l'istruzione, e cioè quello che ti aiuta a poter mirare per colpire il bersaglio. Ho sentito nella preghiera, sì Signore, io continuo a peccare, non so che cosa devi fare. Tu devi continuare a riprovare finché fai centro, finché superi ciò che è un ostacolo di oggi. E Signore in questo ci aiuta. È cresciuto bene, è stato educato bene, è riverente e rispettoso, è anche intelligente, è stato istruito bene perché conosce le scritture e quindi, come ho detto poco fa, brevi genitori, ubbidienti alla parola di Dio. Il Signore dà delle responsabilità ai genitori e i genitori sono preoccupati di fare quello che il Signore indica in modo particolare Deuteronomio 7,8, e ha praticato ciò che gli è stato insegnato. Tutto questo io l'ho già fatto da quando ero bambino. Non li ha letti l'altra settimana i comandamenti, è uno che li ha vissuti. Allora vi sembra una meraviglia che Gesù lo guarda e lo amò. E il verbo che è scritto qui è il verbo agapao. È la forma di amore la più grande e la più forte che è citata nelle scritture. Perché è una persona preziosa. È una persona di valore. E il valore a 360 gradi. E c'è questo trasporto. Non vi è mai capitato di dire gli manca solo il Signore a questo qui o a questa qui, che poi è da vedere se gli manca il Signore. Ma secondo la nostra ottica gli manca solo il Signore. Più preciso di quelli che sono in chiesa, più puntuale di loro, più giusto di loro. A me sono venute a dirmi, a fare queste domande. Gaetano, ma perché quelli del mondo sono migliori di quelli che sono nella chiesa? E l'altra volta ve l'ho spiegato, quando vi ho raccontato l'aneddoto di quel ragazzo che gli dicevano ma c'è pure questo in chiesa, e giustamente gli diceva vabbè, se non sono qua dove devono andare per aggiustarsi? Il problema è se ci lasciamo aggiustare, il problema è se noi proseguiamo in un cammino di miglioramento continuo. È raro che noi preghiamo Signore fammi più buono,
fammi più santo sì, non si sa perché. Tanto la santità è invisibile ed è piena di mosse. Basta essere in una certa mossa e sei santo, però essere più buono è un'altra storia. Per questo non preghiamo Signore fammi più buono, perché fammi più buono o si vede o non si vede, o c'è o non c'è. Abbiamo bisogno di pregare in modo coerente. Comunque il Signore lo amò e gli pone una domanda, gli pone una scelta, scusate, una scelta, e la scelta usa delle parole particolari, quindi ve le voglio leggere. Se vuoi essere una cosa ti manca, gli dice Marco, vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri, avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi. Matteo ci dà una luce, dice se vuoi essere perfetto, vai, vendi tutto ciò che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro nei cieli, poi vieni e seguimi. Tutte e tre portano la stessa, quindi vendi, dai ai poveri e poi vieni e seguimi. Ma come dice Matteo, ci dà questa scelta, cioè questo particolare, se vuoi essere perfetto. Qui c'è l'interrogazione o l'interpellazione, viene interpellata la volontà di questa persona, se vuoi. E il termine significa essere risoluto, deciso, avere il proposito, volere, avere in mente, intendere, raggiungere uno scopo. Significa anche desiderare, augurarsi, avere amore per una cosa, il piacere di fare una cosa, di godere nel fare, prendere delizia in questo. Quindi il Signore sta dicendo, se vuoi essere perfetto, significa portato a compimento, finito, portato al punto in cui non manca niente per la completezza. Non significa perfetto tout court, come noi, che poi non sappiamo manco noi stessi che significa perfetto, perché non siamo perfetti. Solo un perfetto può dire che cos'è la perfezione, no? Mi sbaglio? Quindi siamo reali. È interessante questo. Se tu vuoi, se lo desideri, se lo decidi, se prendi una risoluzione, se hai amore per te stesso e per questo, allora vai in questa direzione, perché così sarai più completo. Non sarebbe mai diventato perfetto, no? Perché mi pare che perfetto è uno solo, no? Ci sono problemi? Dubbi? No, uno solo, siamo a posto. E questo è il punto. Cosa gli sta chiedendo il Signore a questo uomo? Dal punto in cui sei arrivato, e sei arrivato a un grande punto. Sei una persona di grande qualità, perché non credo che il Signore ama tutti, è vero, ma questo qui proprio è scritto, Gesù lo guardò e l'amò, lo ha apprezzato, è una persona di grande qualità. Cosa vuole fare il Signore con lui? Allora, e fai un passo avanti, muoviti un altro passo, perché il Signore non gli sta dicendo buttati nella miseria, vai a fare il barbone, con tutto il rispetto per i barboni, vai sul marciapiede, vai a rotolarti, non so, sotto un ponte. Non gli sta dicendo quello, perché il programma continua quello di Gesù. Allora fai questo e poi vieni e seguimi, c'è ancora un futuro, c'è ancora una strada. Che cosa aveva chiesto questa persona a Gesù? Vi ricordate la sua domanda? Ereditare. Oh, potete rispondere, certo. Ereditare. Che cosa? Per avere la vita eterna. E il Signore gli ha detto, guarda che già sei sulla strada, non è che devi cambiare strada, sei già sulla strada, perché Gesù ha detto chi mi ama segui i miei comandamenti, segui i comandamenti.
è già sulla buona strada, e il Signore glielo conferma, e lui è come per dire: Signore, vorrei fare un check-up, vorrei fare un controllo, vorrei fare il tagliando, secondo te sono sulla buona strada oppure no? E Signore, sei sulla buona strada, ma puoi fare ancora un passo. Allora, lo vuoi fare o non lo vuoi fare? Sono fatti tuoi, è la tua scelta. Poi vieni e seguimi. Avete visto mai un indigente seguire il Signore? Veniamo tutti indigenti al Signore. Ma se siete in un gruppo di fratelli e sorelle non siamo più indigenti. Siamo delle persone che acquistiamo un posto, una realtà, una umanità, un amare il prossimo come se stessi, dell'identità, tutto quello che ci dava a fare. Ed è questo importante. Il Signore gli sta... La domanda è: che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? E quando lui sarebbe andato nella vita eterna, cosa avrebbe trovato? Gesù glielo spiega: avrai un tesoro nel cielo. Vuoi la vita eterna? Hai bisogno di un tesoro eterno, se no quando vai nella vita eterna che trovi? Niente. Scusa, perché siete qua? Che ci fate qua? A parte adorare il Signore. E poi Cristo per la vostra vita, che cos'è? Quali sono gli obiettivi della vostra vita? Perché seguite Gesù? Allora il Signore dice, gli ha detto: vuoi avere la vita eterna? Bene, lavora per la vita eterna. C'è un punto di arrivo alla vita eterna? Bene, vai, comincia a farti un tesoro lì, così lo vai a trovare. Praticamente il Signore gli sta dando un piano di reinvestimento delle proprie risorse, una recapitalizzazione delle proprie risorse. Non gli sta dicendo: io mi prenderò i tuoi soldi. Gesù non si è preso i soldi del ricco. Gesù nemmeno li voleva, non gli interessava niente. Ma Gesù, quando ci propone un piano di reinvestimento delle nostre risorse, ci sono due obiettivi. Uno è per noi stessi, perché andiamo avanti, e l'altro è per il bene dei poveri, anzi diciamolo a corto termine. Uno c'è il bene degli altri e l'altro è che raggiungeremo e avremo un premio nei cieli e sarà il nostro. È lì che dobbiamo andare, è lì che troveremo qualche cosa. Perché c'è un posto nella scrittura dove c'è scritto che là sopra poi ci sono quelli che troveranno paglia, fieno, stoppia. Dice: però alcuni troveranno oro, pietre preziose, no? Beh, io spero che almeno qualche grammo di oro l'ho già fabbricato, se no veramente andare lì per trovare un bel autotreno di paglia, ragazzi, cioè è una cosa un po' limitatina. Io voglio costruire per il regno oro fino, non so quanto ne ho costruito, non so quante volte ho fallito, ma questo è il mio impegno e questo voglio fare e lì voglio andare. Vai, vendi tutto ciò che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi. È questo che gli propone il Signore. Vai oltre, puoi fare di più, dai il massimo e te lo ritroverai. E questa è la situazione per tanti credenti, direi per ognuno di noi. Abbiamo bisogno di rivedere, di ripensare, riprogettare, riprogrammare la nostra vita. Non basta solo accettare il Signore, non basta soltanto appartenere a una chiesa, non basta venire ogni domenica in chiesa, ma è importante che se tu cresci e vai avanti nella tua vita globale c'è bisogno di una riprogettazione. Il progetto a 4 anni è andare alla scuola materna, a 6 anni alla scuola elementare, a 10 anni circa si riprogetta per la scuola media e poi si riprogetta per il liceo e poi cosa farò da grande? E dopo che hai finito l'università e la specializzazione, e poi si riprogetta. Poi siamo dentro la vita, a nuotare nel mondo.
E si continua, e si continua, e si continua. È questo che sta chiedendo il Signore. Il Signore non sta biasimando o disprezzando questa persona nelle risposte che gli ha dato. Quando lui gli risponde, ma io tutte queste cose le ho fatte fin dall'infanzia, lui non fa, guarda chi parla. No, Gesù non lo fa. Gesù lo accoglie, Gesù lo ama, Gesù gli dà il riconoscimento di quello che è stato fino adesso. Però adesso vai oltre. Adesso vai un passo più avanti. Va bene che se siete arrivati fino a questo punto di oggi, va benissimo, non importa l'età che avete, ma da adesso in poi, come vuoi andare avanti? Dove vuoi andare avanti? Perché vuoi andare avanti? E vi dico anche un'altra cosa, che il nostro cervello si sposta se sa dove andare e come andare. Quindi potete avere tutti i propositi di questa terra, se non avete una strada per andarci e sapere come andarci, come realizzare, voi rimanete dove siete. Questi sono i cosiddetti quelli che hanno sempre buone intenzioni. Vorrei fare. Quindi passate dal vorrei fare al voglio fare e sapere quale obiettivo e come arrivare. Se vuoi andare sulla Luna, fallo fare agli astronauti. Noi siamo io sono un terrestre, devo camminare sulla Terra. È inutile che penso ad andare sulla Luna. Non so se è chiaro come immagine. A questo punto casca l'asino, perché dicono i Vangeli, Marco e Matteo usano la stessa parola e Luca una parola diversa, e lui se ne andò afflitto e gli altri dicono dolente. È vero che un termine significa tante parole, rattristato. A questo punto lui è lì, davanti a una realtà ed è bloccato lì. Non si sa cosa è successo a quest'uomo. Secondo Irineo di Lione c'è una testimonianza che abbia accettato il Signore. E se è vero questo, questa persona ha avuto bisogno di prendersi un po' di tempo, perché quello che gli ha detto Gesù l'ha proprio sconvolto, l'ha messo sotto sopra, o no? Non vi ha mai messo sotto sopra qualche scrittura a voi? A me pure quella di stamattina mi mette sotto sopra. E non per fare il bello davanti a voi, perché quando mi specchio nelle scritture e vedo a che punto sono, a quello che potrei fare, a quello a cui siamo chiamati, per forza deve essere sconvolto. Perché se non sei sconvolto significa che non hai fatto niente, non hai sentito niente, sei cieco, sei sordo. A volte la Chiesa è piena di tristezza, di dolore, di afflizione, non per le ferite, per le sofferenze, ma perché non sta raggiungendo gli obiettivi di Chiesa. Vedranno le vostre buone opere e glorificheranno il Padre vostro che è nei cieli. Questo ha detto Gesù. Voi siete la luce del mondo e il sale della terra. Vedranno le vostre buone opere e glorificheranno, il frutto sarà la gloria al Signore. L'esempio di dare ai poveri, abbiamo l'esempio di Matteo, abbiamo l'esempio di Zaccheo. In cambio di essere soltanto lezioncina per la scuola domenicale, facciamo diventare lezione per i grandi, perché sia Matteo che Zaccheo erano belli grandi. Facciamolo diventare per noi. E poi Gesù non vuole portare, come ho detto poco fa, questa persona alla miseria. Gesù gli vuole dare qualcosa. Gesù ricorda: non fatevi tesori sulla terra dove la tignola e la ruggine consuma e dove i ladri scassinano e rubano, ma fatevi tesori in cielo, se state andando in cielo. Se state andando al cimitero, fatti vostri. Ma se state andando in cielo, è lì dove le tignole e le ruggine consumano e dove i ladri non scassinano e non rubano.
perché dove è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. E non si parla dell'apparato cardiaco, perché nell'ebraico cuore significa la persona. Tu vivrai come persona concentrata a questi obiettivi. Dove è il tuo tesoro, tu sarai condizionato, dedicato, consacrato a questi obiettivi. Gesù vuole cambiare il corruttibile in incorruttibile. Fatevi un tesoro nel cielo, è una questione di ubbidienza, non di fede. Poi seguimi con dignità, con decenza. Ricordiamo che la missione è a carico della Chiesa. Quindi andiamo in conclusione. Gesù ci propone questo piano di riprogrammazione, di investimento, di reinvestimento delle risorse. Ci propone una ripianificazione della nostra vita e delle nostre risorse. Diceva Eric Berne, fondatore dell'analisi transazionale, tutto ciò che è stato deciso può essere rideciso, e questo è un concetto biblico. Il papà di Eric Berne era pastore, quindi non è che mi meraviglia che l'abbia preso. Tutti abbiamo rideciso. Se siete qui, tutti avete rideciso. Avevate un'idea di Dio, quella era la vostra opinione, e avete rideciso. Avevate delle decisioni e avete rideciso. Anche oggi possiamo ridecidere. E a partire da un bicchiere di acqua, Matteo 10,42. Nessuno di voi che abbia dato un bicchiere di acqua a uno di questi minimi perderà il suo premio. Noi ci immaginiamo sempre quante sono le ricchezze di questo uomo giovane ricco. Cominciamo dal bicchiere dell'acqua. E andiamo troppo lontano, perché se non siamo ricchi non possiamo fare niente. Gesù ricorda in Giovanni 12, i poveri li avrete sempre con voi. È una costante dell'umanità, perché ci sono i ricchi, e se ci sono i ricchi ci sono pure i poveri, perché se no ci saremmo tutti gli stessi. Ma siccome non ci siamo gli stessi, ci sono i più ricchi e i più poveri. Paolo, che dopo aver incontrato Pietro e si sono messi d'accordo, insomma, su tante cose, gli apostoli gli dicono questo: vi raccomandiamo di ricordarvi dei poveri. E lui dice: io questo l'ho sempre fatto. Se fossi stato io in quella riunione gli avrei detto a Pietro: ma chi ti credi di essere a farmi queste raccomandazioni? Guarda che io sono un cristiano di serie A. Abbiamo Pietro e Paolo che stanno discutendo, o meglio gli apostoli di Gerusalemme e Paolo che stanno discutendo. E Paolo, nonostante lo spessore della persona che è, dice: mi hanno raccomandato di ricordarmi dei poveri ed è quello che sto facendo. Galati 2,10. Bella testimonianza di umiltà e di serenità. E poi dice così in Corinzi 15,58: perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, che non significa andare a tutti i culti, ma l'abbondanza è a 360 gradi, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Se c'è un posto dove la nostra fatica ha una vera rendita garantita, ed è quella fatta dal Signore. In Efesini ci spiazza, e forse perché noi non ci mettiamo nella categoria, allora sti versetti passano sulla nostra testa. Chi rubava non rubi più. Ora noi tutti santi eravamo, quindi non c'entriamo. Passiamoci un po' la mano sulla coscienza, ascoltiamo questa parola. È fondamentale, è formidabile. Chi rubava non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani, qua ci possiamo tutti identificare, almeno spero, affinché abbia qualcosa da dare a colui che è nel bisogno. Quindi in questo insegnamento pratico di Paolo agli Efesini sta dicendo di lavorare, e scavalca e va oltre ai bisogni personali, quotidiani e della famiglia, dicendo:
affinché, avendo anche soddisfatti i bisogni che sono normali, hai qualcosa da dare che nel bisogno. Cioè dovrebbe essere nella nostra mentalità. Nel popolo di Israele c'erano 3 decime. Una era quella del Tempio, l'altra era per quando si facevano le feste e l'altra era per avere qualcosa da dare ai poveri. Perché i poveri c'erano sempre, ci saranno sempre. Quindi ognuno di noi abbia il proprio stipendio, il proprio salario, affinché non soltanto provveda ai bisogni personali della famiglia, della propria esigenza, ma che abbia. Il problema è che noi non lo mettiamo nel nostro budget, non lo mettiamo nel nostro modo di spendere i nostri soldi. Noi quando parliamo ci bastano strettamente pensando ai nostri bisogni. Dovremmo aggiungere una voce, bisognosi, in modo che forse da qualche parte possiamo accorciare e 2-3 euro possono uscire per altri. Ma 2-3 euro su 100 persone sono 300 euro, non sono roba da niente. È una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni infatti non sono esaurite, si rinnovano ogni mattina. Grande è la sua fedeltà. Noi non siamo stati consumati completamente. Ci è rimasto tanto e siamo rinnovati nel Signore, le sue compassioni si rinnovano, siamo in una via di costruzione, di ricostruzione, stiamo andando verso il Regno e possiamo glorificare il Signore. Volete sapere quali sono le risorse? Senza parlare dei soldi? La vita, il tempo, le forze, le parole, i pensieri, la cultura, i beni, i talenti, i doni, i ministeri, le scelte, le competenze, la tua presenza, le tue preghiere, il tuo esempio, i servizi, i vestiti usati, le visite, il volontariato e potete anche aggiungere i soldi. Vanno bene tutte queste risorse? Quelle ce le abbiamo. Soldi non si sa, anche per i tempi che viviamo, ma tutte le altre ce le abbiamo. Allora quello che possiamo fare tutti, prendere un bel foglio, dividerlo e cominciare a vedere come dedicare del tempo, dedicare delle parole, dedicare dell'affezione, dell'amore, delle visite, i miei doni. Ecco, questo voi siete un bel esempio. Ci sono là 5 persone dietro i tavoli della regia. Ci sono altri qui, ognuno che mette a disposizione i propri doni, ma non tutti i doni si spendono tra la regia e la musica, ci sono altri doni. C'è una parola spesa, un pensiero di conforto, una mano sulla spalla, di incoraggiamento, una visita da fare, un pensiero, una parola, un aiuto pratico, sono tutte risorse che abbiamo. Fare la differenza, perché siamo cristiani, e fare la differenza per andare dal Signore e andare in cielo. Questo è importante. La mia speranza è che io mi siedo vicino a Riccardo, va bene, sono al numero 4 là, okay? Ascolto con voi. E che questa parola ci possa dare il desiderio di riprogettare la nostra vita. Ci sono delle cose che non le possiamo cambiare, ma ci sono delle cose che le possiamo cambiare. E il Signore ci chiede un piano di investimento, perché se stiamo andando in cielo è che possiamo trovare qualcosa anche lì. Signore, la tua parola ci coinvolge in pieno, fa che possiamo avere cuori, mente per accogliere la tua parola, staccarci da certi aspetti culturali del testo e poter
applicare a noi il significato di quello che tu ci hai voluto insegnare e fa che possiamo partire anche con un bicchiere d'acqua, sapendo che ne avremo un premio presso di te. Signore, grazie perché tu cominci dalle cose piccole, tu sei colui che guarda già le cose piccole, le apprezzi, le benedici e fa che tutti noi possiamo partire da cose piccole, come i bambini quando portano una piccola cosa verso i genitori. Fa che anche noi, ognuno di noi, possa cominciare a portare piccole cose alla tua gloria, affinché il tuo nome venga glorificato e onorato in questo mondo dove ci troviamo, in questo posto dove si trova questa Chiesa, fra le persone dove questi credenti, ognuno di noi si troverà. Signore, ispiraci, dacci creatività e soprattutto dacci voglia di scegliere e desiderio di essere migliori. Padre Santo, questo te lo preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Ero tutto contento questa mattina che mi sembrava di aver fatto tante cose e mi accorgo, vedete dove va la predicazione, che ci mancano, che mi mancano ancora tanti punti e che devo ancora una volta riprogettare. Ma questa è la potenza della parola, quella che ti dice stai attento, che sei sulla strada, però non credere di essere arrivato. E in questa consapevolezza chiudiamo questa parte della riunione pubblica web con queste preghiere che abbiamo fatto e ci avviciniamo ad un altro momento che viviamo intimamente tra di noi. E sarà il momento della condivisione del pane e del vino. Qui ci ha seguito dunque un ringraziamento, un saluto a tutti i fratelli che non sono potuti venire per vari motivi, personalmente soprattutto a Carlos che non sta bene. Siamo vicini a te, Carlos, con un piccolo bicchiere d'acqua come è stato detto, e ti salutiamo. Salutiamo tutti coloro che ci hanno seguito e ci diamo appuntamento ai prossimi incontri web. Arrivederci.